rispetto le opinioni di tutti. Dico però che ragioni di procedura e ragioni di merito rendono improponibile il ricorso alla consulta. Ragioni di procedura. Il Parlamento fa una legge, se è incostituzionale, reputa che è incostituzionale, cambiasse la legge, non che fa un conflitto di attribuzione davanti alla Corte, cambiasse la legge e si assumesse la responsabilità davanti al Paese. Seconda questione. Il Parlamento è un organo legislativo, non è un giudice. La Costituzione riserva solo al giudice, civile, amministrativa e penale, di porre la questione di costituzionalità. Ma mi lasci dire anche una questione di merito. Esiste l'articolo 3 della Costituzione. Tutti sono uguali di fronte alla legge. Addirittura esiste l'articolo 54 della Costituzione che dice che chi amministra la cosa pubblica, chi svolge una funzione pubblica, deve farlo con dignità e onore. Un condannato, quindi pregiudicato, in via definitiva, che vuol dire deve avere un'agibilità politica? Lo dovevi sapere quando commettevi il reato, che se poi venivi condannato non avevi agibilità politica, perché appunto sei una persona che non ha né onore né possibilità di poter svolgere la candidatura. Ultima e concludo, si dice che la legge penale che questa legge non può essere retroattiva, ma non è una legge penale, è una legge elettorale che stabilisce i criteri per essere candidabile. Se tu sei un delinquente riconosciuto tale, non puoi essere candidato. Benedetto il Signore, ci vuole Di Pietro per capirlo questo, che sono un contadino, lo dovremmo capire tutti quanti. Scusate, anche quei 9 milioni di italiani che fino a ora l'hanno votato, perché adesso la colpa non è più solo di Berlusconi.